Il disegno di legge in discussione persegue l'obiettivo dichiarato di costituire un intervento normativo strutturale per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche di tutta la regione. Condividendo insomma, questi obiettivi, abbiamo letto la proposta di legge con grande interesse, ma abbiamo purtroppo anche rilevato una norma scritta in maniera approssimativa con livelli di tutela insufficienti e, come abbiamo anche detto in Commissione, una quantità di deroghe che non riteniamo accettabili. Spiace evidenziare che le norme che dovrebbero essere poste a garanzia della conservazione e tutela dei beni naturali disciplinati nel disegno di legge appaiono incomplete o scordinate. Continuiamo come sempre a ripetere, e non ci stancheremo mai di farlo, che il primo passo della trasparenza che dovrebbe avere insomma, il pubblico nei confronti dei cittadini è di scrivere dei testi semplici, sintetici e chiari per tutti, in modo tale da rendere anche la relazione, la comprensione trasparente, che non ci sia possibilità di interpretazione. Nonostante appunto il condivisibile obiettivo legislativo, non si può non rilevare che questo disegno di legge parte con un'impostazione superata, come abbiamo anche detto già in Commissione. Altre regioni che sono di solito prese come punto, come esempio insomma, da questa Giunta, questa volta insomma, si è scelto invece di non farlo, ma molte altre regioni che hanno legiferato anche ultimamente, insomma, nel 2015, l'hanno fatto in maniera molto migliore rispetto alla nostra norma. Sulle definizioni c'è già detto qualcosa anche il collega Lauri, sia noi che anche l'altra parte dell'opposizione ha presentato emendamenti, noi già in Commissione, l'altra parte insomma per l'Aula, per recepire quelle che sono state le osservazioni che sono state presentate in sede di audizione, appunto per quanto riguardano proprio le definizioni. Finalità della legge, noi ci saremmo aspettati che tra la finalità di questa legge, oltre a trovare insomma quello che c'è scritto, ci fosse una previsione generale diretta a garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e ambientale e nonostante sia citato insomma, la raccomandazione del Consiglio d'Europa, non abbiamo visto invece sia il riferimento al codice urbani, come non so, inserire nell'articolo 1 il SIC Carso, Triestino e Goriziano, oppure le aree carsiche della Venezia Giulia, e secondo noi si potrebbe anche inserire all'interno dell'articolo 1 la risoluzione 38 C14 dell'UNESCO, con la quale è stato approvato il nuovo statuto del programma ufficiale, che contestualmente ha individuato la nuova lista dei geoparchi globali dell'UNESCO. Come abbiamo detto già in Commissione, ci sono diversi articoli per le disposizioni di tutela separati. Altre regioni, per ovviare a problemi e dubbi interpretativi, hanno utilizzato un unico articolo che vale per tutto, quindi per le grotte, per i geoparchi, i geositi e quant'altro. Oltre a quello che ho detto finora, sempre a garanzia della tutela dei beni, compaiono appunto nel provvedimento le deroghe ai divieti esplicitati, applicabili non solo alle opere pubbliche, ma anche a tutta la più ampia categoria di quelle di mero interesse pubblico. Riteniamo che, al pari di altre regioni d'Italia, sarebbe opportuno limitare le deroghe esclusivamente a documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza. L'articolo 17, infatti, che è quello delle deroghe, si legge che le opere pubbliche o di interesse pubblico, soggette e non a valutazione di impatto ambientale, possono essere realizzate in deroga, cioè, tradotto, possono alterare il regime idrico e la morfologia dei siti insomma, dove dovrebbero essere realizzate, e questo è l'unico articolo sul quale in Commissione abbiamo votato no, perché riteniamo inaccettabile che un'amministrazione che dovrebbe avere a cuore il proprio territorio e fa una norma con scritto insomma, tutela e valorizzazione della geodiversità
possa anche solo prevedere al suo interno una norma che va completamente nella direzione opposta. La norma istituisce la consulta tecnico-scientifica, anche qui sono stati fatti degli emendamenti sia in commissione ma non solo per l'integrazione di questa consulta come richiesto da vari soggetti che hanno partecipato alle audizioni. Poi è stato istituito il tavolo che sì, noi abbiamo capito che l'assessore Vito ha avuto una buona esperienza a Gorizia con questo tavolo. Non sappiamo se a Trieste è andato ugualmente bene o se ci sono state delle problematiche, ma non c'è chiaro e non è specificato quale poi sarà cosa poi, quello che emerge poi dal tavolo, se la Giunta ne prenderà atto e in qualche maniera si tradurrà poi insomma, si prenderà carico di quello che emerge, anche perché insomma, abbiamo visto più volte che questa Giunta non è che gli interessi molto il parere dei cittadini. Dopodiché, insomma, riteniamo che un approccio moderno alla tutela della geodiversità dovrebbe ricomprendere anche le forme di comunicazione e divulgazione dei fenomeni geomorfologici per accrescere nelle comunità la conoscenza e la consapevolezza del ruolo e del valore della geodiversità. Riteniamo sbagliato l'approccio di questa Giunta, che ancora una volta chiede a un Consiglio, come ha detto anche prima il consigliere Colautti e come dimostrano gli emendamenti, che l'ennesima legge delega, che insomma demanda regolamenti, cose molto importanti e non sono previsti passaggi in commissione competente. Riteniamo sbagliato il metodo con cui è stata scritta questa legge, sono emerse anche in sede di audizioni dei soggetti le osservazioni che hanno fatto soprattutto gli speleologi, ma anche con le memorie che ci hanno mandato poi, che sono quelli che poi vivono e conoscono quel territorio quotidianamente. E riteniamo sbagliato il modo approssimativo con cui è stata scritta questa legge, appunto per le motivazioni di cui dicevo prima, che molte volte noi abbiamo preso ad esempio altre regioni per quando ci stava bene e invece in questo caso non l'abbiamo fatto. Anche noi aspettiamo l'esito degli emendamenti, ma non siamo così possibilisti come il consigliere Colautti.